Un grande grazie a tutte le elettrici e gli elettori del Friuli Venezia Giulia al termine di questa splendida campagna elettorale, splendida nonostante il risultato, perché ci ha permesso di parlare della nostra terra, del futuro della nostra terra, delle nostre proposte e non ci ha portato nella dimensione nazionale, dove invece questo vento che ha portato via tutto ha fatto sì che il centrodestra sbancasse davvero a queste elezioni. Però noi siamo molto convinti di quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto con determinazione, con competenza, se mi è permesso, con la capacità di parlare di futuro e di programmi, e questo lavoro sarà propedeutico a quello che faremo all'opposizione. Non sarà un'opposizione solo di controllo, faremo un controllo duro, determinato, eccetera, ma non sarà solo di controllo. Guarderemo alla proposta, le proposte che abbiamo fatto in campagna elettorale, che proporremo comunque in aula, comunque andremo a dire alla gente del Friuli Venezia Giulia che noi vogliamo quelle cose, e vedremo se la maggioranza saprà cogliere queste partite, perché molte delle cose che abbiamo proposto servono davvero alla nostra gente. Quindi un'opposizione, da un lato controllo, da un lato capacità di tenere sul pezzo questa maggioranza, ma dall'altro tante proposte. E poi il futuro perché abbiamo dimostrato non solo di non essere morti, defunti, ma abbiamo aumentato di oltre 4 punti rispetto al 4 marzo di quest'anno rispetto alle politiche, abbiamo tenuto sia come comunità del centro-sinistra sia come comunità del Partito Democratico, siamo in grado quindi ancora di essere propositivi. È il momento di impegnarsi ancora di più, di leggere ancora di più le traiettorie sociali ed economiche, soprattutto quelle sociali, ed è quindi offrire alla gente del Friuli Venezia Giulia delle alternative a questa maggioranza. Non sarà domani mattina, sarà fra un po', ma già fra un anno voteremo alle europee e poi via via continueremo per questa strada. Costruire, non demolire. Questa è la nostra missione, costruire e costruire coalizioni ampie, coalizioni capaci di interpretare la pancia della gente e tradurla in testa della gente.